Imparare divertendosi e rispettando l'avversario. È questo il primo insegnamento dello sport e della filosofia che ha dato vita al concorso Disegna a fumetti la carta etica dello sport veneto, iniziativa promossa da Regione del Veneto, Umpli Veneto e MIUR. Una sfida all'ultimo tratto di matita che vedrà impegnati gli istituti secondari di primo e secondo grado e gli atleti tesserati di associazioni sportive venete. È stato veramente un onore che la Regione Veneto sia riuscito a ottenere la partecipazione del Venezia Calcio. Penso che sia una cosa di grande prestigio ma anche di grande traino per questo quarto concorso della carta etica dello sport e che quindi noi ci auguriamo che ancora più scuole del solito e soprattutto ancora più associazioni sportive in questo modo partecipino. Per noi rappresenta un mezzo di divulgazione e di trasmissione di un messaggio fondamentale, importante nei confronti dei nostri giovani e di tutti gli atleti e di tutto quel mondo che gravita attorno allo sport, ovvero viviamo i valori dello sport. Testimonia d'eccezione il Venezia Football Club che ha ospitato la presentazione dell'iniziativa. Una giornata importantissima per la città, per la regione, per il club e soprattutto un modo per dimostrare e insegnare ai giovani i valori dello sport e della competizione. Allora, principalmente il fatto che noi arriviamo dopo Federica Pellegrini, Moco Conegliano e il rugby di Rovigo, in qualche modo è un onore e deve essere riconosciuto dai nostri stessi giocatori come una forma di incentivo a raggiungere obiettivi come quelli che sono stati raggiunti da queste eccellenze dello sport veneto. Gli elaborati prodotti dagli studenti, unitamente alla scheda di adesione al concorso, dovranno essere inviati in formato digitale entro il 31 marzo 2022. Un concorso sempre più partecipato, che ha raccolto centinaia di elaborati anche durante il lockdown. Sono arrivati veramente un numero considerevole, più di 500 lavori fatti dai ragazzi. E questo penso che sia importante anche per il futuro. Speriamo che ci siano per il secondo anno anche una maggior partecipazione anche dalle associazioni sportive.